Buonasera e ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. Questi i titoli più importanti del pomeriggio. Incidente mortale sulla Vittoria Scoglitti nel Ragusano. Sergio Scribano è morto a 47 anni dopo lo scontro con una BMW. Lui viaggiava a bordo di una moto. E già a Catania, dove vicino al cimitero di San Giovanni Calermo è stata rinvenuta una piccola bara bianca, un cuscino e una copertina molto usurati. Indagini sono in corso. Una volante della questura di Palermo si è schiantata contro una cancellata di piazza 23esima vittima. Gli agenti stavano inseguendo un minorenne su uno scooter. E rimaniamo a Palermo, dove il maltempo sta mettendo in ginocchio diverse zone, strade allagate e inaccessibili, diversi turisti bloccati. Tra i territori più colpiti c'è Carini, Isola delle Femmine, Corleone e Monreale. Ad Altofonte una scuola elementare è stata evacuata. E infine il meteo. Anche per domani la Protezione Civile regionale ha diramato un'allerta gialla. Si attendono temporali e rovesci anche di forte intensità. Per le previsioni e tutti gli altri approfondimenti vi basterà visitare il nostro sito www.neusicilia.it e i nostri canali social. Arrivederci e buona serata.